Max inchiesta sui falsi invalidi nell'Agrigentino. Il 22 settembre del 2014 scattò il blitz della Digos della Questura di Agrigento con l'arresto di numerose persone e l'applicazione di altre svariate misure cautelari. Da lì seguirono altri 2 tronconi della stessa inchiesta denominata la carica delle 104, che ha visto coinvolti medici, insegnanti e collaboratori scolastici. Tra qualche giorno, dopo 2 anni, si arriverà al verdetto a carico di 69 imputati. In 10 hanno scelto il giudizio abbreviato, 12 hanno chiesto di patteggiare e per gli altri deciderà il giudice in quanto non hanno chiesto alcun giudizio alternativo. Ieri è continuata l'udienza preliminare dinanzi al GIP Stefano Zammuto, a parlare il PM Andrea Maggioni e i legali difensori degli imputati che dovevano ancora illustrare le arringhe difensive. Sentite le ragioni, il GIP Zammuto ha rinviato l'udienza al prossimo 2 marzo, dove si ritirerà in Camera di Consiglio ed emetterà le decisioni di tutti i tronconi processuali. Ricordiamo che l'inchiesta alla carica delle 104 ipotizza un collaudato sistema che attraverso 2 bande parallele avrebbe messo in piedi un giro di certificazioni false che, con la complicità di medici infedeli e faccendieri senza scrupoli, attestava invalidità e patologie finalizzate a truffare lo Stato e in particolare ottenere benefici previsti dalla legge 104. Tra questi benefici anche la possibilità di ottenere trasferimenti, se dipendenti pubblici, nelle proprie province di residenza.